Buonasera ai titoli. A riposto nel catanese i funerali di Lino Guerrera, il pescivendolo ucciso a colpi di mannaia dal fratello, lo strazio di parenti e amici. A Catania, la rivolta nel carcere di Piazza Lanza fra 200 detenuti di Due Bracci al rientro dall'ora d'aria. 3 agenti di polizia penitenziaria feriti, la denuncia del sindacato. Non è giusto che chi va a lavorare torni a casa ferito. La Sicilia brucia per il caldo africano, temperature record e misure per assistere le persone più fragili. A Castronovo di Sicilia, in provincia di Palermo, il sindaco chiede l'intervento dei Canadair perché la situazione è particolarmente critica con diverse abitazioni evacuate. A Sciacca, nell'Agrigentino, muoiono 4 cuccioli lasciati su un terrazzo sotto il sole. Altri 2 sono stati salvati in extremis. Il proprietario denunciato per maltrattamento e uccisione di animali. Maxi operazione contro la criminalità giovanile, 539 arresti in tutta Italia. A Catania 15 fermati per droga e armi, trovato e sequestrato un arsenale. A Racalmuto il concerto di Lello Annalfino, Zero Stress Tour, tante emozioni e partecipazioni di pubblico. Calcio, il Catania ad un passo dall'acquisto del terzino Pagliai, trattative in corso con Gomez del Crotone, della morte del Vicenza. Eccoci, buonasera. Stasera a riposto nel catanese i funerali di Lino Guerrera, il pescivendolo ucciso a colpi di mannaia dal fratello. Sentiamo Lorena Dolci. Bandiere a mezz'asta, a riposto è una giornata di lutto cittadino per dare un lungo e commosso addio a Lino Guerrera, il pescivendolo di 61 anni ucciso dal fratello Giovanni, da anni dipendente dalle droghe, l'11 luglio scorso. In massa hanno riempito la Basilica di San Pietro, centinaia di cittadini, amici e conoscenti hanno voluto tributare l'ultimo saluto. Al nostro lungomare mancherà il volto sorridente di Lino, un grande lavoratore, ha detto il parroco nell'omelia. Quel tratto di strada che ha fatto da scenario alla brutale aggressione iniziata all'interno della rivendita di pesce di famiglia con un colpo di taglierino e proseguita poi con la fuga in strada che non ha dato scampo alla vittima presa a colpi di mannaia dal fratello. In prima fila i familiari di Lino, tra cui la figlia che nel disperato tentativo di disarmare l'aggressore è intervenuta insieme all'anziano padre riportando lievi ferite alle mani. Dopo le denunce per quella che appariva come una tragedia annunciata per le continue richieste di denaro e le minacce di morte da parte dell'assassino, le polemiche lasciano spazio solo al dolore. Tra le ghirlande lasciate davanti alla chiesa, una è firmata così: il mare di riposto. A Catania, nel carcere di Piazza Lanza, scoppia una rivolta tra 200 detenuti di Due Bracci al rientro dall'ora d'aria. Nello scontro feriti 3 agenti penitenziari. Dopo ore di mediazione sono stati liberati 2 reparti che erano stati occupati. Resta comunque alta la tensione per la carenza di personale e il sovraffollamento. E sentiamo adesso la denuncia del sindacato Armando Algozzino, che è presidente nazionale UIL proprio della Polizia Penitenziaria. Il problema è uno: mancano 96 agenti, l'amministrazione sa le condizioni in cui si versa. Abbiamo detenuti psichiatrici all'interno, detenuti 14 bis che devono essere detenuti in maniera speciale. Quindi oggi la situazione è grave, con la carenza di organico, con un sovraffollamento di detenuti che supera oltre il doppio dei detenuti che dovrebbe contenere l'istituto. Il personale va in crisi e va in difficoltà, e non è giusto che uno che va per lavorare ritorni a casa ferito o altro. Credo che l'amministrazione debba modificarsi, cambiare qualcosa, fare nuove normative a tutela dello stesso personale. La Sicilia, come sapete, è nella morsa del caldo, degli incendi. Un rogo ha devastato un supermercato di Belmonte Mezzagno nel Palermitano. Situazione critica a Castronovo di Sicilia, siamo sempre nel Palermitano, dove per le fiamme il sindaco ha chiesto l'intervento immediato dei Canadair. Altri incendi comunque hanno interessato altre parti della Sicilia. Sentiamo Marco Bullà.
Le fiamme altissime poi domate dai vigili del fuoco in un supermercato di Belmonte Mezzagno nel Palermitano. Non si registrano feriti, sul posto hanno operato per diverse ore le squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri. La Sicilia resta nella morsa del caldo e degli incendi. Un violento rogo ha interessato l'area dell'impianto di potabilizzazione Fanaco nel territorio di Castronovo di Sicilia, in provincia di Palermo. A causa dell'incendio, Sicilacque ha interrotto la fornitura idrica in diversi comuni delle province del capoluogo, Caltanissette e Agrigento. Il sindaco ha lanciato un appello urgente chiedendo l'intervento dei Canadair perché la situazione è particolarmente critica. Alcune abitazioni sono state evacuate e sul posto sono intervenuti anche i mezzi del 118 per prestare soccorso ad alcune persone rimaste intossicate dal fumo. Un altro incendio è divampato in contrada Baronessa nell'Ennese. Il rogo, alimentato dal vento e dalle alte temperature, sta risalendo il costone in direzione delle abitazioni oltre l'ospedale Umberto I. Sul posto sono impegnate 4 autobotti del Corpo Forestale e 3 squadre dei vigili del fuoco nel tentativo di contenere l'avanzata delle fiamme. Un vasto incendio da ieri sera invece sta interessando l'area collinare del castello di Calatabbiano. Sono 250 gli ettari di terreno demaniale e macchia mediterranea devastati dal fuoco tra le contrade Piano d'Amata, Serre, Saraceno, Salaci e Rossino nel territorio di Cammarata in provincia di Agrigento. Ad Agnone Bagni, nel Siracusano, la polizia locale ha individuato il presunto responsabile dell'incendio doloso di alcuni rifiuti. Intanto la protezione civile regionale ha diramato anche per domani l'allerta rossa per il rischio incendi su tutta la Sicilia, bollino rosso anche per le ondate di calore a Palermo, Messina e Catania. E proprio per le ondate di calore, lo sentivate nel servizio, le amministrazioni si attivano e siamo stati a Catania dove il Comune con anche la Protezione Civile e il volontariato ha predisposto un piano di assistenza per affrontare l'emergenza, soprattutto per i più fragili. Sentiamo Desiree Ferlito. Temperature altissime, rischio incendi e massima attenzione per le persone più vulnerabili e non solo. A Catania il Comune, d'intesa con la città metropolitana, la Protezione Civile e il volontariato, ha predisposto un piano di assistenza per affrontare l'emergenza. Qui siamo in via Filippo Eredia, dove il dormitorio diventa anche centro diurno per accogliere le persone bisognose o vulnerabili. Per queste giornate così di estrema allerta caldo vengono qui a ristorarsi, a rinfrescarsi, fornendo dei break, acqua fresca, ambienti con aria condizionata, possono fare le docce e usufruire anche dei servizi di lavanderia. Nelle principali piazze lungo via Etnea e altri punti della città sono stati allestiti presidi con distribuzione di acqua, previsti anche spazi climatizzati presso il centro fieristico Le Ciminiere per accogliere chi si trova in difficoltà e un potenziamento dei controlli sul territorio. Oltre al centro di via Eredia, l'amministrazione comunale è pronta, d'intesa con la Croce Rossa, ad aprire anche il dormitorio di via Stazzone come centro diurno per fronteggiare la chiusura per lavori di manutenzione del centro di via Playa, mentre l'unità di strada intensificherà l'assistenza per raggiungere chi vive all'aperto. E poi un numero dedicato, Voce Amica per te, per segnalazioni urgenti, spesa, farmaci e ogni necessità, nato da un'iniziativa dell'assessore ai servizi sociali Serena Spoto. Situazione critica anche a Palermo, dove la Protezione Civile regionale conferma l'allerta rossa per il rischio incendi e il livello 3, il cosiddetto bollino rosso per ondate di calore. Allerta rossa anche a Messina, dove il sindaco Basile raccomanda prudenza. Per gli esperti bisognerà attendere fino a mercoledì prima che l'ondata di caldo possa attenuarsi. Adesso a Sciacca, nell'Agrigentino, dove 4 cuccioli sono morti per il caldo. Pensate, erano stati lasciati, abbandonati su una terrazza. Altri sono stati salvati in extremis. È stato denunciato il proprietario per maltrattamento e uccisione di animali. Sentiamo Davide Sardo. 4 cuccioli morti sotto il sole, altri salvati in extremis. È la drammatica scena che si sono trovati davanti gli agenti della Polizia Municipale di Sciacca, una vicenda che ha suscitato profonda indignazione. L'allarme è stato lanciato da alcuni residenti. Su una terrazza al 3° piano di una palazzina disabitata del centro storico di Sciacca c'erano 6 cuccioli, la madre e altri 2 cani adulti lasciati sotto il caldo torrido. Sul posto sono intervenuti Polizia Municipale, veterinari dell'ASP e personale dell'Ufficio Benessere Animale. L'accesso all'immobile è stato reso difficile anche perché i vigili del fuoco erano impegnati negli incendi che hanno interessato il territorio agrigentino.
Nel frattempo è arrivato il proprietario che dopo iniziali resistenze ha consentito l'ingresso. Tutti gli animali sono stati sequestrati e affidati ai rifugi convenzionati. Sequestrate anche le carcasse dei 4 cuccioli. Il proprietario è stato denunciato per maltrattamento e uccisione di animali d'affezione. Sul caso interviene anche la Lega Nazionale per la Difesa del Cane, che ha annunciato un'azione legale. Intanto il video della tragedia è diventato virale sui social, mentre cresce la richiesta di pene più severe contro chi maltratta e uccide gli animali. Maxi operazione della polizia contro la criminalità giovanile che ha coinvolto 44 province italiane, oltre 500 gli arresti. Al centro dell'operazione anche Catania, dove gli agenti hanno smantellato piazze di spaccio, arrestato 15 persone, tra queste anche 2 minorenni, e sequestrato un arsenale. Desiree Ferlito. Un'operazione ad alto impatto contro la criminalità giovanile che ha attraversato l'intero paese, ma che in Sicilia ha fatto emergere ancora una volta la pericolosità delle reti di spaccio e della violenza che coinvolge sempre più spesso i giovanissimi. L'operazione, coordinata dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, ha interessato 44 province, oltre 1.000 gli operatori impegnati. Il bilancio nazionale parla di 539 arresti, quasi 1.000 denunce. In Sicilia le attività hanno riguardato Catania, Palermo e Messina, ma è nel capoluogo etneo che si è concentrato uno dei risultati più significativi dell'operazione. Le squadre mobili nell'ambito dell'operazione Alto Impatto hanno intensificato controlli e perquisizioni nei quartieri di Librino, San Cristoforo, San Giorgio, Barriera, Picanello e San Giovanni Galermo, colpendo numerose piazze di spaccio. Il bilancio è di 15 arresti, tra cui 2 minorenni, accusati a vario titolo di spaccio, detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, tentato omicidio e porto illegale di armi. Durante le perquisizioni gli agenti hanno sequestrato circa 1 chilo e 300 grammi di cocaina, 18 chilogrammi di marijuana e quasi 300 grammi di crack, oltre a bilancini di precisione, materiali per il confezionamento della droga, denaro contante, un sistema di comunicazione walkie-talkie e perfino un jammer, dispositivo utilizzato per disturbare le comunicazioni elettroniche, e poi il sequestro di un vero e proprio arsenale. Oltre 400 cartucce, 2 fucili, 8 pistole, una penna pistola e un coltello. L'attività si inserisce in un più ampio percorso di contrasto alla criminalità organizzata giovanile. A Catania, infatti, nelle ultime settimane sono state eseguite anche 10 misure cautelari nei confronti di giovani appena maggiorenni nell'ambito delle operazioni Onda Nuova e Oltre il Villaggio, oltre agli sviluppi investigativi legati alla sparatoria dell'11 giugno in piazza Beppe Montana. Ritirata la patente nautica di portisti, risultati positivi all'alcol test durante i controlli eseguiti nel porto di San Nicola l'Arena, nel Palermitano, dalla Guardia Costiera e dai Carabinieri nel corso dell'operazione Mare e Laghi Sicuri 2026. Adesso a Gela avevano seminato paura tra commercianti e cittadini con una scia di furti e spaccate, non solo quindi a Gela ma anche a Butera. La procura e la polizia chiudono così il cerchio con 10 misure cautelari, un'inchiesta che ricostruisce 2 distinti filoni investigativi, dalle razzie nelle abitazioni ai colpi contro le attività commerciali. Giro Italia. Da gennaio a maggio avrebbero colpito senza sosta prendendo di mira profumerie, panifici, centri scommesse, ristoranti e parrucchierie, vetrine infrante con mazze e pietre, registratori di cassa portati via, denaro e merce rubati, ma soprattutto danni ingenti e un clima di paura che aveva messo in ginocchio il commercio cittadino. È il quadro ricostruito dalla Procura di Gela e dagli investigatori del Commissariato di Polizia, che hanno eseguito 10 misure cautelari emesse dal GIP nei confronti di altrettanti indagati. L'inchiesta si sviluppa su 2 distinti filoni. Il primo riguarda una presunta associazione familiare dedita ai furti in abitazione. Marito, moglie e suocera sono finiti ai domiciliari, accusati di aver messo a segno almeno 10 colpi. Secondo gli investigatori l'uomo si introduceva nelle case mentre le 2 donne facevano da vedetta controllando la zona e segnalando eventuali pericoli. Il secondo filone riguarda invece la sequenza di spaccate che aveva acceso l'allarme sociale in città. Tra le misure disposte il carcere per Carmelo Meroni, domiciliari con braccialetto elettronico per Andrea Fava, Giacomo Molare e Carmine Palmisano, mentre per altri indagati sono state applicate misure meno afflittive. Le indagini avrebbero consentito di ricostruire una decina di episodi e di delineare, secondo l'accusa, un'attività criminale seriale che aveva profondamente inciso sulla percezione di sicurezza di commercianti e cittadini.
Abbiamo lavorato su ogni singolo episodio e abbiamo ridimensionato, diciamo, la valenza criminale di quello che è successo. Si trattava sostanzialmente di furti effettuati con condotte particolarmente violente, la maggior parte dei quali servivano ad incassare beni oppure contanti per l'acquisto di crack da parte degli autori stessi. Un'inchiesta che non chiude soltanto una stagione di furti e di spaccate, ma accende anche i riflettori sulle fragilità sociali che alimentano parte della microcriminalità in città. E veniamo alla cronaca giudiziaria, perché si è dimesso da deputato all'Ars l'agrigentino Riccardo Gallo Afflitto, attualmente agli arresti domiciliari, indagato nell'inchiesta Corte dei Miracoli. L'esponente di Forza Italia è infatti indagato sul sistema corruttivo di nomine e appalti che secondo la Procura di Palermo avvenivano tra il Centro per la Formazione CEFPAS e l'azienda sanitaria provinciale di Agrigento. Ci fermiamo, poi andremo alla Piana di Catania per vedere come stanno andando i lavori di bonifica del fiume Gornalunga. Sopralluogo dell'assessore regionale all'agricoltura nella Piana di Catania per monitorare gli interventi di pulizia del fiume Gornalunga che durante il ciclone Harry ha distrutto ettari di campagne coltivate. Luca Ciliberti. Bastano 100 mm d'acqua e si riempie sempre all'orlo, tracima e invade l'intera Piana di Catania, arrecando milioni e milioni di danni. Cioè noi produttori della Piana ormai quando piove non possiamo dormire perché guardiamo il cielo. Dopo le ultime disastrose immagini del fiume Gornalunga esondato durante il ciclone Harry, la regione siciliana è dovuta intervenire. Solo su questo capitolo di spesa sono stati stanziati 8 milioni di euro, in un progetto complessivo di 18 milioni e mezzo di euro per procedere alla ripulitura dei fiumi che causavano le esondazioni. Questi lavori hanno consentito all'ente sviluppo agricolo di risagomare dopo decine e decine di anni e di ricreare quella che la natura ha sempre voluto, cioè il corso delle proprie acque. Alle nostre spalle ci sono migliaia di ettari di agrumi, cereali e altre coltivazioni importanti, il che ovviamente negli anni non lo vediamo sempre in casi di siccità e quant'altro, ma quando piove questo è un fiume dove veramente transitano milioni di metri cubi al secondo. In alcune aree della nostra Sicilia la manutenzione non veniva fatta da un cinquantennio, così come qui nell'areale del Gornalunga. Abbiamo altri fiumi che stiamo programmando di risagomare grazie a una leale collaborazione con l'autorità di bacino. I lavori di manutenzione straordinaria sono stati eseguiti senza intaccare i fondi del capitolo di spesa dell'agricoltura, un passaggio importante perché proprio il presidente Schifani insieme all'assessore San Martino aveva effettuato in questi luoghi un sopralluogo nei giorni successivi all'alluvione. A Racalmuto per il concerto di Lello Analfino, protagonista dello Zero Stress Tour, l'evento inserito nei festeggiamenti in onore della Madonna del Monte ha regalato una serata di musica, emozioni e grande partecipazione. Davide Sardo. Musica, energia e una piazza gremita per il concerto di Lello Analfino e la The Orchestra. A Racalmuto, nell'Agrigentino, oltre 3.000 persone hanno partecipato all'evento clou dei festeggiamenti in onore della Madonna del Monte. L'artista agrigentino, protagonista del suo Zero Stress Tour, ha trascinato il pubblico con uno spettacolo coinvolgente, alternando i grandi successi della sua carriera ai brani più recenti. Un viaggio tra sonorità pop, rock e folk che ha fatto cantare e ballare l'intera piazza. Un bagno di folla che ha confermato il forte legame tra Analfino e la sua terra, regalando a Racalmuto una serata di musica, emozioni e partecipazione. Racalmuto!
Ci fermiamo, breve pausa, poi il calcio con il Catania tra campo e mercato. Eccoci al calcio, oggi il Catania ha ripreso gli allenamenti al Massimino sul fronte mercato vicino all'arrivo di Pagliai, mentre per Carnielutti al Sorrento si attende solo l'ufficializzazione. Sergio Colosi. Inizia una settimana fondamentale per il futuro del Catania. Da oggi ogni momento è quello giusto per chiudere affari e rinforzare la squadra dopo gli arrivi dei giovani Miai e De Falco. Il primo sarà il terzino destro Gabriele Pagliai, 24 anni, accordo raggiunto con l'Ascoli sulla base di un prestito con diritto di riscatto a favore del club rossazzurro. Longo intende affidarsi a calciatori che conosce bene. A buon punto anche la trattativa con il Crotone per l'attaccante Guido Gomez, una garanzia in terza serie e altro fedelissimo di Longo. Nel ruolo di esterno di centrocampo c'è un'intesa di massima con il Vicenza per Matteo Della Morte. Catania interessato insieme a Padova e Arezzo al jolly 23enne Michele Grande. Con l'Altamura ha segnato 6 gol e fornito 5 assist in 37 partite. Impiegato come trequartista e a centrocampo sia a destra che a sinistra. Piace molto anche il centrocampista nigeriano Awa della Cavese. Per Oviciak, Di Sole e Giabua trattative in evoluzione, mentre si allontana definitivamente Capomaggio per l'intesa con il Castellion. Accordo raggiunto per il difensore Carnielutti destinato al Sorrento, doppia seduta per il Catania dopo la giornata di riposo. Il ritiro del Massimino si concluderà domenica prossima. Per la seconda fase a Norcia si attende un organico rinnovato, seppur ancora non completo. C'è un'ultima ora di calciomercato, sempre in uscita. Il Catania ha ufficializzato la cessione a titolo temporaneo di Marco Chiarella all'Aquila. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto e buona serata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.